Oggi abbiamo un evento molto interessante, anche particolare se vogliamo, perché noi oggi ci siamo presi la briga e anche il compito, come quasi per fare un risarcimento morale al protagonista di questa serata, questo Giovanni Corona, che vagamente ricorda anche fisicamente un grande poeta, Eugenio Montale, ed è anche Eugenio Montale uno dei poeti di riferimento di Giovanni Corona. Quindi dicevo che noi oggi vogliamo ricordare questo personaggio sardo, sardissimo, di Santo Lussurgiu, che da un punto di vista poetico e di scrittore è importante, forse non ben noto al pubblico, ma alla critica sì, alla critica letteraria. Allora, il fatto che non sia stato forse valorizzato come merita, anche se da alcuni anni di studi su Corona, grazie ad una delle nostre conferenziere, diciamo che così vi presento, raccogliamo con un applauso. Lei è la professoressa Simona Cigliana, che è critica letteraria, scrittrice, ricercatrice, e lo faremo anche con la collaborazione di due altri amici. Loro sono di Santo Lussurgiu, Sergio Massidda e Michele Arcangelo Filino, anche lui di Santo Lussurgiu. Lui è un poeta, uno scrittore, un organizzatore anche di eventi e di cose culturali, e anche una bella penna e un bel pensare quando si occupa di critica letteraria. Allora, la prima domanda che faccio un po' a tutte e tre, e a cominciare da te: chi era Giovanni Corona? Come lo presentiamo a questo pubblico, Giovanni Corona? Entriamo subito dentro la scrittura di Corona, cioè iniziamo a capire qual è la sua poetica e come lui si esprime. Magari scegli una delle poesie magari che già avevi scelto, ma leggiamola in anticipo. Guarda che qua c'è il microfono. Inizio leggendo una poesia in cui Giovanni Corona si presenta così. Il titolo è proprio Giovanni Maria Corona. Giovanni Maria Corona, figlio di carradore, orfano senza sussidi, ha cominciato a morire dall'età di 4 anni. È stato poi badilla, avanguardista, giovane fascista. Non ha voluto marciare il sabato sera coi giovani premilitari. Per punizione, anche se è figlio di madre vedova, l'hanno chiamato alle armi. Ha marciato con i soldati. I compagni gli toglievano lo zaino perché era debole e un peso lo faceva piegare. Sembrava andare sulla sabbia, sempre a barcollare, col 91 a tracolla che lo rendeva sbilenco. Fu nelle furerie coi capitani, coi caporali, coi marescialli, coi generali, a scrivere le solite cose necessarie a una fureria. Sempre la fronte corrugata, rugata, le mani tremanti, esitante tra l'obbedire e non l'obbedire, assorto nel fumo di una sigaretta. Ha continuato a morire sepolto tra gli aridi numeri d'un giornale di contabilità, magro, più magro di un chiodo, con i pidocchi per compagnia e processioni di cimici. Dimenticava la fatica e la burocrazia, bevendo pedanteria con i commilitoni, il vino nelle cantine e il vino delle bettole,
e col vino vita e morte erano belle. Rideva, era l'unica cosa che gli restasse da fare, dove l'unica cosa era marciare, credere ed obbedire. È nato nel 1914 ed è scomparso nel 1987 all'età di 73 anni. Allora, Simone, cominciamo con te. Io ho letto l'introduzione di questo del libro Giovanni Corona, scrittore e maestro. L'aspetto del maestro in Giovanni Corona è importante. È come se tutta la sua produzione poetica, anche di scrittore, è come se fosse continuamente rivolta verso un pubblico di studenti, ma anche di non studenti, perché lui mi sembra che continua a circondarsi di allievi anche quando non è più un servizio scolastico, no? E quindi tu lo descrivi con queste parole: era un uomo schivo, modesto nelle sue aspirazioni di riconoscimenti letterari, e pubblicò in vita una sola partita, cedendo alle esistenze degli amici. Quindi era questo il personaggio che poi abbiamo visto si rispecchia molto in quella poesia che lui ha scritto su se stesso, no? Come si descrive? Con un inizio di vita anche sfortunato, la tragedia del padre sotto un carro, capito, a 4 anni. Sì. La poesia che Michele Arcangelo ha letto si riferisce proprio a questo periodo particolare della vita di Giovanni Corona, quando è costretto a prima fare militare e poi dopo viene chiamato nel 1941 per le operazioni militari di guerra. In realtà Giovanni Corona è figlio unico di madre vedova, dunque non avrebbe dovuto essere esentato, però è una personalità schiva, mite, dicevamo, ma di una mitezza militante, non aderisce a ciò che non condivide, e sin da bambino, da piccolo, da adolescente, come la poesia ricorda, rifiuta di partecipare alle manifestazioni del sabato fascista, rifiuta di sottomettersi all'addestramento premilitare che si dava allora agli adolescenti, no? Ai ragazzi. E in questo, insomma, secondo me sta anche veramente l'interesse e la grandezza di questo poeta e di questo personaggio. Il titolo lo abbiamo intitolato Giovanni Corona, scrittore e maestro, giocando anche un po' sul doppio significato della parola maestro, perché lui è stato tutta la vita e ha voluto essere per tutta la vita, anche se in qualche altra occasione gli si era offerta, maestro elementare alla scuola di Santo Lussurgio in suo paese. Però nello stesso tempo, senza diciamo mettersi in mostra, però ha svolto un importantissimo magistero umano, culturale e civile. Perché? Innanzitutto si è dato tanto da fare per la comunità, soprattutto per i giovani. Si è battuto per l'apertura di una biblioteca, si è dato da fare perché si realizzassero i campi sportivi, diffondeva la cultura, perché era appartato ma non defilato, era informatissimo, leggeva, la sua casa era piena di libri, chiunque volesse andava e prendeva in prestito libri, si incontrava, si conversava, dunque ha svolto un importantissimo ruolo in quest'arte. Perché secondo te lui non si muove da Santo Lussurgio? Da una parte perché diffida nel mondo letterario, per quel povero, ma dall'altra soprattutto perché il suo è un legame profondo e viscerale con il suo paese e con la sua terra. La poesia e anche, vedremo poi il romanzo, è sempre in qualche modo assorta nella contemplazione della natura attorno. Corona scriveva in continuazione, era il poeta di Santo Lussurgio, con le tasche piene di poesie che distribuiva agli amici. C'erano anche diversi studiosi, lo incitavano a pubblicare e lui
E il giudizio di Mario Russi, grande, E invece importantissimo appunto poeta. Emilio De Felice lo sprona a scrivere Aguzzi e a mandargli delle poesie. E il giudizio? È un giudizio positivo, Positivo. quello di Russi, un giudizio molto positivo. Molto positivo che lo rassicura. E infatti il primo libro di poesie, Ho sentito la voce del vento, quello appunto a cura di Renzo Cao e Mario Giusino Magna, esce nel 66, 2 anni dopo. Hai citato un bel titolo che richiama il vento e su questo ci ragioneremo perché il vento è un elemento, una cifra poetica molto importante in Colonna. A parte l'ambiente, la natura, eccetera, il vento è molto importante. Perché Colonna sta sempre in ascolto della natura e il vento è uno degli elementi della natura che parla. No, Giovanni Colonna, oltre a scrivere tante poesie e a scrivere romanzi, ha scritto un sacco di lettere e che qui sono riportate molto. Giovanni Colonna nacque nel 1914, è stato detto a Santo Lussurgio. Maestro elementare, dedicò tutta la sua vita all'insegnamento e a centinaia di poesie che scrisse fin dagli anni del ginnasio. Quasi tutta la sua vita si svolse a Santo Lussurgio, eccettuata la parentesi del servizio militare, in un piccolo studio, simbolo di una vita schiva e solitaria. In una lettera che scrive a un giovane di Posa, che dimostra di avere grande stima di lui, appare tutta la sua semplicità e modestia e dice: sono un uomo normale, un essere come tutti gli altri e che colleziona le sue bravissime illusioni e le sue delusioni durante le ore della sua esperienza quotidiana. A me pare in fondo, sempre Colonna che scrive, a me pare in fondo che siamo tutti uguali e che tutti pensino le stesse cose e che solo a pochi è dato il coraggio o la temerarietà di esprimerle. Sono uno come te, con le stesse ansie, le stesse aspirazioni, con molte delusioni in più e con meno capelli e purtroppo anche grigi. E conclude la lettera: quindi niente scanni e niente piedistalli. Era anche molto divertente e spiritoso. In una lettera ad un suo amico giornalista scrisse: non ti vergognare di essere poeta o letterato, gli altri possono ridere. Ecco il conformismo. Ma tu non devi aver paura del riso degli altri e devi continuare. Legatissimo a Santo Lussurgio, anche se talvolta si verificavano dei delitti, un mio zio è stato rapito ed ammazzato a Santo Lussurgio. In una lettera del 1961 ad un amico sacerdote salesiano scrisse: ci deve essere in un qualsiasi posto un paese dove tutti si vogliono bene e si perdonino l'un con l'altro, anche delle offese involontarie, perché almeno a questo dobbiamo tendere, nella nostra limitatezza d'uomini finiti, essere illimitati nell'amore, che vuol dire perdono e tolleranza reciproca. Svolse anche attività politica presso la sezione della Democrazia Cristiana di Santo Lussurgio, diventandone segretario di sezione. In una prima lettera del 1975 dette poi le proprie dimissioni e scrive: ritenendo ormai di non poter assolvere al compito non di sedare ma di attutire le problematiche rivali, chiede pertanto di essere esonerato dall'incarico di segretario di sezione. In una seconda lettera, un anno dopo, scrisse: dopo 30 anni di presenza attiva
sento la necessità di ritirarmi dall'azione di partito, onde dare la possibilità ai giovani di sviluppare una politica più aderente al momento critico della nostra società. È molto attuale questo discorso. E conclude: ringrazio della fiducia accordatami e auguro a tutti un avvenire di pace laboriosa nell'onestà, nella libertà e nella giustizia. E in queste ultime righe potremmo dire è racchiuso tutto il modo di essere di Giovanni Corona. Per concludere, vi invito a visitare Santo Lussurgiu, che, come lo definisce Giovanni Corona, è un piccolo paese sperduto della sperdutissima Sardegna, che, aggiungo io, della vera Sardegna. A 6 chilometri di distanza fate una gita a San Leonardo di Siete Fuentes. Troverete un bosco meraviglioso di lecci, querce e olmi, vicino a delle sorgenti di acqua buonissima. Messaggio. Allora ti voglio chiedere, visto che tu sei di Santo Lussurgiu e che lo hai anche conosciuto, no? Chiedo a lui, e che lo hai anche conosciuto, com'è che l'ambiente recepiva questo modo di porsi del poeta e del maestro? Sì, allora Santo Lussurgiu, devo dire, è un paese in cui pullulano i poeti. Perché Giovanni Corona, voglio dire anche questa cosa, perché non se n'è mai andato via da Santo Lussurgiu? Perché Santo Lussurgiu è accucciato in un vulcano spento. È un bellissimo paese che ha le case che sono schierate all'interno di questo vulcano spento, formando una specie di ventaglio di pietra. Insomma, un paese molto curato che ha saputo mantenere la propria struttura medievale, no? Questa identità urbanistica anche ben curata. Comunque voglio leggere, e Santo Lussurgiu ha quindi questa forza del vulcano spento sotterraneo, il magma, la pietra, il basalto, che secondo me hanno un magnetismo per le anime dei lussurgesi. Quindi la maggior parte dei lussurgesi, anche quando sono emigrati come me, non si ritengono mai emigrati, ma per sempre migranti, quindi desiderosi di tornarci. E ho conosciuto moltissimi ex emigrati che sono tornati a Santo Lussurgiu. Insomma, c'è l'amore per il suo paese, sicuramente. L'amore per il suo paese, c'è un amore ossessivo per il suo paese. Poi leggeremo alcune poesie dove lui martella sempre e non dice Santo Lussurgiu, dice sempre il mio paese, ossessivamente ripete questo verso. Adesso leggo un'altra poesia in cui lui si autorappresenta, che è praticamente come un seguito della prima, ma scritto in età più avanzata. È una poesia del 74 ed è pubblicata nel libro Richiamo d'amore. È intitolata Odiai le grandi patrie. Dall'infanzia odiai le grandi patrie, ora odio le patrie, le piccole e le grandi. Odiai i marescialli e i generali della terra, Cesare, Napoleone, gli zar e i tanti Kaiser degli stivali. Odio il francese, il tedesco, il russo, l'italiano, il passo romano di Parata, il passo dell'Oca, l'impero inglese, l'impero americano e i vari commercianti del caffè e del petrolio, della droga. Odio coloro che sognano grandezze ed affari. Odio i caporali, i compassi, le scarpe chiodate. Le loro minacce mi fanno ridere e i sogni di gloria anche. Cosa sono i sogni di gloria?
grande cimitero, un grande cimitero e un ossario, dimentico i morti, quelli che hanno voluto morire per l'ingordigia di una conquista o per la vita di un imperatore. Non insegnano nulla, non hanno compreso la bontà dell'esistere, la bontà del vino, la bontà dell'acquavite, gli astemi stercorari della terra. Questa è una gran bella poesia, ed è il presupposto a una domanda che ti voglio fare. Questa è poesia civile, è poesia di un obiettore di coscienza antilitteram, e riecheggia gli odori e gli indifferenti di Antonio Gramsci. Non sono lussuggese e ho conosciuto in maniera molto fortuita Giovanni Corona, però come è successo a me, come succede a molti altri, sì, a molte altre persone che vengono a conoscere la sua produzione e ne rimangono profondamente colpiti. Diceva Michele Arcangelo l'amore per Santo Sussurgio, anche sotto questo aspetto Giovanni Corona ha un amore, come dire, risentito e militante, perché ci sono tante poesie dedicate a Santo Sussurgio, in cui mette invece in evidenza tutte le difficoltà di un piccolo centro con tensioni sociali molto forti, in cui la chiusura, il pregiudizio, l'arretratezza anche, no? Creano conflitti, creano situazioni anche laceranti certe volte, no? E direi che il romanzo al quale questo nostro fratello, al quale ha lavorato per più di 10 anni, riflette anche questo. È un romanzo postumo questo. È uscito postumo, È uscito sì. postumo. È uscito postumo addirittura nel 2012, 25-26 anni dopo la morte Ci ha lavorato per tantissimi anni. Ci ha lavorato per tanti anni. Prima si chiamava L'uomo e uomo ed aveva una struttura un po' diversa, poi l'ha ripreso e l'ha portato a termine in questa versione, senza però decidersi a pubblicarlo, l'ha messo in un cassetto. Un titolo bellissimo, poetico. Sì, è un titolo poetico che viene non a caso dal Vangelo, perché è preso da un versetto di Matteo, no? Tutto ciò che farete a questo fratello che è uno tra i più unici è come se l'aveste fatto a me. E il protagonista è un ragazzo Chicco Ginestra, che è proprio uno degli ultimi, perché anche lui, come lo stesso Corona era stato, viene da una famiglia poverissima. Per di più non solo è figlio di padre ignoto, ma la mamma fa la prostituta per mantenersi. E questo lo bolla sin dall'infanzia. Il protagonista del romanzo. Il protagonista del romanzo, sì, è bollato sin dalla prima infanzia, da un marchio d'infamia, dal quale non solo non si libererà mai più, ma che lo condiziona per tutta la vita. Dicevo che questo romanzo è veramente un romanzo notevole, sia nella struttura, perché è organizzato come un giallo, inizia dalla fine. Noi entriamo nel romanzo con una scena molto cruda, il cadavere del protagonista è steso sul tavolo dell'obitorio, l'hanno trovato morto in campagna, non si sa come, non si sa perché. E l'autore, che in questa prima parte del romanzo ancora parla in terza persona, no? Fa un autore interno, risale negli anni alla ricerca delle cause che hanno condotto Chicco Ginestra a quel tragico passo, e in questo scavare proprio esce, apre, non trovo altra parola, questo sentimento di ostilità nei confronti del diverso, nei confronti di colui che non è come tutti gli altri. Volevo leggervi una delle prime pagine, in cui, tra l'altro, ispirandosi alla propria stessa infanzia, Giovanni Corona presenta il suo personaggio ancora bambino e i giochi che fanno tra compagni.
Chicco Ginestra uscì fuori dalla porta. Aveva una giacca lunga e larga e sbrindellata e mancava di camicia. I pantaloni, anch'essi ampi, unti e sporchi, erano tenuti fermi da un legaccio di lana ispida e nera. Aveva il viso largo e butterato e una bocca sgangherata, aperta a un ridere sgraziato, anche se molto simpatico. Gli occhi erano arrossati e cisposi, perché aveva tracoma. I capelli folti e neri gli ricadevano sugli occhi e dietro gli ricoprivano completamente la nuca e saltavano fuori dal collo della giacca. In quel periodo lavorava quale ragazzo di fatica presso l'unico fornaio del paese. La mamma aveva poca cura di lui. Era in quell'epoca una bella signora e vestiva sempre abiti dai colori sgargianti. A me destava meraviglia che una bella signora come lei e dagli abiti sgargianti tenesse un figlio così sporco e mal vestito. Mia madre sosteneva che Chicco Ginestra avesse i pidocchi, non solo sulla testa, ma peggio anche sulla persona. E quando veniva a parlare della mamma, cominciava a parlare della mamma, non la chiamava mai per nome, ma usava dire con un senso di dolorosa comprensione, quella povera disgraziata. Accettava e tollerava mia madre che Chicco venisse a giocare da noi, badando quando questo era possibile che non entrasse nelle stanze ma rimanesse nel piccolo atrio. Diventava più tollerante l'inverno e arrivava a permettere che Chicco venisse a scaldarsi in cucina, ma lo teneva sempre d'occhio e a sedersi gli porgeva uno scranno piccolo che teneva in un angolo pronto per lui e sul quale non faceva mai accomodare nessun altro. Con la bella stagione noi ragazzi si andava a giocare nello spazio in fondo al paese. Lì la roccia era nuda, con pochi ciuffi di ginestra ispida, allucinata nel bianco dell'ora solare. Si udiva nella calura il fremito ansante e ininterrotto delle cicale e si vedevano dovunque cavallette alzarsi e ricadere a scatti di molla, come prese da un'improvvisa follia. Ai confini del chiuso e ai piedi delle rocce, al di sotto del muricciolo basso, proprio a ridosso si era formata una cavità abbastanza ampia e profonda, dove l'acqua appariva alle prime piogge per impantanarsi sino a primavera inoltrata. A pelo d'acqua si formava una bava verdastra, più fitta, di colore intenso, che a toccarla e a portarla sopra un pezzetto qualsiasi di legno, filava, densa e putrida come un albume d'uovo. Putrida perché spesso vi si disfaceva dentro la corogna di qualche animale, cavallo o asino che fosse. La si vedeva la carogna, gonfia come femmina di bestia che fosse pregna. E a noi bambini piaceva saltare e ballare sulla carcassa. La pelle era elastica e l'animale morto mandava fuori, come noi si pestava, gas puzzolente e suoni lunghi e saltellanti, l'uno appresso all'altro, come di scoreggia. Qualche volta la carogna rimaneva al di fuori dello stagno e il luogo era perciò disseminato di ossi, gabbie toraciche, teschi, tibie, ben derigate dalla pioggia e dalla neve. I teschi apparivano enormi e spaventosi con quei denti larghi, aperti in un riso fisso, irriverente e allo stesso tempo demoniaco. Quando la bestia era morta da poco, si sentiva nell'aria un battere di ali, erano corni e cornacchie, attirati dalla puzza del corpo in putrefazione. Si libravano prima in alto, lenti e maestosi, e roteando man mano si abbassavano sino a toccare terra. Si posavano allora sui muri e sulle rocce, in attesa di spolpare il corpo, e parevano delle donne vestite di nero che fossero a una veglia funebre. Bellissimo, sicuro, è bellissimo. Anche per questa capacità che ha Corona di descrivere le cose evocando altro. È chiaro che qua vediamo le carogne e i corvi che girano attorno, no? E si posano, ma dietro ci sentiamo le comari del paese che stanno spolpando l'osso, come diceva D'André, no? Le comari che spolpano l'osso del falco e tagliano e cuciono e tanto, come dire, creano la fama e il destino di una persona. E questo è quello che succede. È un bel romanzo, una scrittura potente e anche poi molto poetica. Ha una capacità di descrizione molto Posso leggere molto interessante. Prima piccolo. va bene. Perché da questa situazione terribile
Chicco Ginestra a un certo punto decide di scappare e si fa pastore, ma a seguito di un possidente locale che si chiama Tio Tatano, che lo porta in una tanca, un pascolo sperduto, e lì lo lascia. E questa è la sensazione di Chicco quando per la prima volta rimane solo. Ci dà proprio lo spirito, poi dopo. Tio Tatano, con il nero gabbano d'orbace sulle spalle e il sigaro in bocca, scomparve dietro la macchia, che era davanti e nascondeva il sentiero. Si udirono ancora per qualche istante le zoccolate del vaio sul terreno sonante, come il martellare di uno spaccapietre, ma il vento subito le sommerse, e Chicco fu solo nel vento, solo in montagna, e ne fu felice della solitudine, del buio che era venuto e del vento che lo cullava. Sdraiato sul giaciglio di frasche, avvolto in un logoro e parlato gabbano d'orbace, si sentiva il padrone della pinneta. Gli piaceva tutto. La pinneta gli piaceva, le tanche, le rocce, il bosco con le piante fitte e cespugli polverosi, la piccola fonte, le sorgenti e le bolle d'acqua che diventavano rigagnoli e poi cascatelle, e le pecore stesse, i maiali stessi e i cani gli piacevano. Tutto ciò che era attorno gli sembrava suo. Era il padrone. E lui adesso lo doveva difendere il suo regno, dagli uomini che erano ingordi e dalle bestie che erano ingordi quasi quanto gli uomini. Questo ha detto Zio Tatano, il padrone è lui il padrone, io devo fare come lui dice, ma io chi sono? Sentite che la descrizione insensibilmente passa al flusso di coscienza, entra dentro Chicco, adesso è lui che parla. E io chi sono? Un porco bastardo, figlio di puttana, mi dicono, quanti maschi a casa, giovani e vecchi, con i soldi in mano. Ed io è come se fossi un figlio di cinghiale, ma adesso qui me ne frego anche di questo. Ora sono solo, e non devo andare con gli altri che mi sono tutti antipatici. Tio Tatano l'ha detto, se ti chiamano di notte agli ovini, tu non ci devi andare, ma se vengono altri al nostro ovile, la gente deve accoglierla, e bene anche. È così, gente sì, altra gente no. Ci sono i bastardi e ci sono quelli che non sono bastardi. Accidenti, sempre la stessa parola. Cosa vuol dire questa parola? Chi è il bastardo? Io sono un bastardo. E Tio Tatano? Anche lui bastardo. Tutti sono bastardi. Non si salva nessuno. Gli uomini sono dei bastardi, l'uno per l'altro. Bastardi. Quale cultura letteraria lo inquadreresti tu? Allora, L'ascolta delle sue poesie. Sì, riguardo al romanzo, io quando l'ho letto, io non sono un critico assolutamente, sono un poeta e semmai commento delle poesie, mi piace andare in profondità nelle poesie, quindi posso anche individuare le tecniche, le cose, eccetera, e andare proprio al nucleo poetico della poesia, quasi come i critici, però non sono un critico, insomma. Una testimonianza di Antonio Cossu nella prefazione sul titolo La voce del vento, in cui Antonio Cossu ricorda che quando lui aveva 10 anni frequentava Corona che ne aveva 23 e Corona istruiva su tutta la grande poesia e tutta la grande letteratura, spaziando dall'ermetismo italiano ai simbolisti francesi, a Baudelaire, fino a Mallarmé, insomma, no? Alla musicalità della poesia di Mallarmé, eccetera, eccetera. Insomma, quindi uomo di grandissime letture, di grandissime meditate, letture approfondite e introiettate, insomma, e lui era una scrittura originalissima. Vediamo questa poesia che mi ha richiamato alla mente, se siete d'accordo. Ho sentito la voce del vento. Mi riporta al romanzo per una sorta di pietas che c'è nel romanzo nei confronti del personaggio, della vittima, e qui invece Giovanni Corona scrive una specie di auto-attittidu
per chi non conosce che cos'è l'attittido per i sardi, è il compianto. La cerimonia del compianto si fa intorno a un morto. E lui dice, scrive, il titolo è proprio Oggi vorrei essere morto, e inizia con lo stesso verso. Oggi vorrei essere morto come gli antenati che furono ladri. Mi piacerebbe essere disteso sulla stuoia portata su dal Campidano, in una cucina col tetto basso, nero di fuliggine e col grande focolare in mezzo alla cucina. Mi piacerebbe avere una ferita in mezzo al petto, come un fiore di papavero, e sentire le donne gridare coi capelli contorti come le donne d'Omero. Eri dritto come la canna, oi oi, bello come la palma, oi oi, eri la nostra colonna, e ora la colonna è franta, oi oi. Dire di me come dei vecchi ladri, come dei vecchi banditi da cui il mio sangue è disceso e che erano dei semidei. Tu eri il nostro albero fronzuto, oi oi, che il fulmine ha schiantato, ora la casa è senza ombra, oi oi, e il dolore è come il sole che ha essiccato gli affetti. Cantate nel pianto, è il vostro un canto che io sento volentieri, come sento volentieri ogni canto di morte. Vero che il pianto di morte? Lui assume su di sé. Ma questa è un'altra caratteristica della poesia di Corona, che lui si fa come una specie di Cristo che assume su di sé i mali del mondo, e c'è in alcune poesie proprio lui si identifica col Cristo. Ma infatti anche Chicco è una sorta di figurazione del Cristo, queste scene che sono nell'uditorio con questo corpo squartato sono veramente delle pietas. Però volevo dire una cosa a proposito dell'essere lussurgese, dell'essere sardo di Corona. A me sembra che questo rapporto così forte che Corona ha col suo paese, con la Sardegna, col paesaggio, non abbia niente, diciamo, in contrasto con il suo essere europeo e con il suo essere uno scrittore veramente internazionale grande. Sarebbe come dire che Montale è un poeta genovese, eppure Montale lavora sul paesaggio ligure, no? Si fa ispirare i muretti secchi, gli scrocchi di Lecce, il sole a piombo, e lo stesso è la Sardegna per Corona. La Sardegna per Corona è come la Liguria per Montale, un luogo che parla, dove le immagini sono così intense che diventano simboli di momenti dello stato d'animo, delle condizioni umane. No? La calura è così forte, così calcinante, che diventa l'immagine di una sofferenza, di un'aridità interiore, e così è come se tutta la natura si imponesse come un libro che già da sé è poesia, già da sé parla. E infatti la cosa straordinaria è quando Giovanni Corona, sia nel romanzo che nelle poesie, riesce a essere intenso anche nella sua denuncia, senza essere magnetotico. Perché quella forza, no, lui la traduce semplicemente, non ha bisogno di aggiungere immagini, sottolineature, no? È proprio la scabrosità, no? Che diventa voce di poesia. Anche nelle lettere, Anche nelle lettere, sì. Volevo che posso, prima che me ne dimentichi, in alcune cose, leggendo il romanzo, mi è venuto, voi che siete molto più esperti di me, mi è venuta in mente, ho ripensato a Grazia Deledda. Volevo sapere, Corona conosciuta, sicuramente ha letto Grazia Deledda, però non ho trovato nulla. Un lettore come lui non poteva ignorare Grazia, però Giovanni Corona è avanti, è molto più moderno. Sì. Cioè Grazia Deledda è una grandissima scrittrice, ma è una scrittrice pur con delle, diciamo, con una sensibilità talvolta novecentesca, con delle inquietudini novecentesche, ma molto legata
ancora il descrittivismo ottocentesco. Corona stai oltre, perché appunto la visione del futurismo in qualche modo lo ha disancorato, lo ha emancipato dall'osservanza troppo pedissequa alla sintassi, alle regole del bello scrivere. Lui ha imparato che è meglio rinunciare a una prosa bella e paludata pur di dare, no, il contenuto e la sensazione Da quello che avete detto, da quella bellissima poesia, sono colpito da quella poesia che hai letto prima, veramente, a parte anche che l'hai interpretata bene, rifacendoti alla melodia dell'antitesi, cioè del coro delle persone che esprimono la condoglianza nei confronti del morto. Si capisce, come pure hai detto tu, che l'isola per lui è una piattaforma di partenza per le sue considerazioni, per i suoi versi, per i suoi scritti. Cioè lui parte sempre dalla sua terra, che non ha mai abbandonato. Questo è un punto importante da sottolineare, però non rimane una poesia vincolata alla Sardegna, non rimane nello stretto ambito sardo, è una poesia che si apre, che va dal particolare all'universale, e questo lo si capisce perché dentro queste poesie, questi testi dicevamo una grande cultura, e c'è questa sua aspirazione e inclinazione per comunicare, ma per comunicare oltre la Sardegna. Cioè gli elementi sono sardi, ma i lettori a cui si rivolge, potenziali lettori, sono oltre. Sì, assolutamente. E Il questa pubblico al forse quale Corona guarda è il pubblico del mondo, ed è di fronte a questo pubblico allargato, oltre che alla sua gente, che lui testimonia la necessità di essere coerenti e di essere, come dire, solidali, perché poi questo è per esempio la grande lezione che esce dal romanzo, no? Che al di là di tutte le vicissitudini, tanto male si crea per la sordità, per l'indifferenza, per la trascuratezza, no? E dunque è un fortissimo richiamo non solo alla solidarietà, ma anche alla consapevolezza dell'essere umano in sé. È sicuramente un personaggio, un poeta, uno scrittore che andrebbe veramente approfondito e che le istituzioni sarde, a partire da Santo Dossù, dovrebbero cercare di diffondere, di divulgare, di creare intorno degli eventi e delle occasioni, perché questa è veramente una poesia di alto livello, una scrittura di alto livello, e soprattutto è un maestro, come si intendevano i maestri, no? C'è qualcuno qua che c'è Luisa Gordani, che è stata maestra d'Italia, e c'è Antonio Casi, di cui il padre era maestro, e quindi insomma questa componente è importante, questa componente di Corona è importante, perché lui fa un po' come faceva, non so, Socrate, si circonda di allievi, di giovani ai quali diffonde così con molta liberalità di idee, no? Senza fini perché lui abbiamo visto che è schivo, non sollecita premi, non partecipa ai concorsi letterari. Questo però va detto che non sollecita premi, però dopo nel 93, dopo che esce Sassi della mia terra, ormai Corona non c'è più da tempo, qualcuno nota la sua poesia e gli viene attribuito il premio internazionale Città di Venezia. La famiglia si vede recapitare una targa al poeta Giovanni Corona, che non avevano partecipato al premio, però qualcuno evidentemente. Io posso dire, preparandomi a questo incontro, mi sono
proprio da scolaro mi sono appuntato tutti i nomi delle persone che si sono interessate a Giovanni Corona, almeno quelle a nostra conoscenza, quelle che sono documentate nei due libri di critica. Nell'ultimo libro, questo curato da Simona Cigliana, e nel primo libro di critica raccolto da Francesco Porcu, come intitolato Giovanni Corona. L'uomo e poeta nei percorsi. Sì, non ce l'abbiamo qui in vendita, quello prima. L'uomo e il poeta nei percorsi della critica. Esatto. Allora però ho contato praticamente una settantina di nomi di scrittori e poeti importanti che hanno parlato di lui, che gli hanno dedicato attenzione per iscritto. Devo ricordare che a Giovanni Corona sono stati dedicati la bellezza di 5 convegni di studio tenuti da critici. Io direi la pochezza più che bellezza, perché non meritava solo la 5 pochezza, convegni. hai ragione. Un artista bello che è scomparso nell'86. Sì. Ecco, sono d'accordo, bisogna fare molto di più, e io credo che non solo le istituzioni dovrebbero fare di più, ma anche la critica, perché si sono interessati fino ad ora dei critici di Giovanni Corona. È importante che gli storici della letteratura intervengano, perché altrimenti si rimane effimero. Ecco, perché adesso tutta l'attenzione su Giovanni Corona è stata destata dall'interessamento della nipote, questa grande donna che si è dedicata anima e corpo a Giovanni Corona. Io vorrei far parlare Mario Ciusa, che è stato un grandissimo, Mario Ciusa Romagna, un grandissimo critico e intellettuale sardo, il quale secondo me è andato abbastanza al nucleo della poesia di Giovanni, e lui, interrogandosi sulla matrice e la sostanza della lirica di Giovanni Corona, cita due piccole strofe di poesie. Una è questa: se dovessi partire e stare lontano da te, un'ora sola sarebbe... Se dovessi partire e stare lontano da te, un'ora sola sarebbe come sradicarmi dalla terra. Non posso essere lontano da te per tanto tempo, ma se dovessi partire, per più non ritornare, e se tu dovessi morire, sarei tranquillo e sereno, come tranquillo e sereno chi non ha da aspettare. Allora, da questo Mario Ciusa ricava questo insegnamento. Ecco, dice, partenza e attesa assumono senz'altro valore storico, in quanto dicono di un modo di vita, di una condizione spirituale e reale che il paese determina. Quindi si può dire che la poesia di Giovanni Corona sia una poesia paesana, nasce da un'incenerita esistenza, da un qualcosa che si è consumato eppur rimane vivo, da un continuum che è fermo, da una rassegnazione che è dolore di desideri, da un isolamento che si trasforma in infinito. Però qui poi Mario Ciusa continua il suo ragionamento e dice che anche il fatto autobiografico non si limita ad una singola vita alla sua, ma è di quel mondo, di quella chiusa civiltà stratificata da secoli. Attesa, e cita un'altra cosa: lo spasimo dei desideri che si ghiacciano in immobilità nostalgica. Mario Ciusa lo trova in questi versi: poiché non oso cancellare il tempo, certe sere son chiuse alle pareti e gelate al ricordo di una stella. E un altro: l'errore d'esser vivi non è nostro, niente è mai nostro,
nemmeno il ricordo che ci distingue dal filo dell'erba. E quindi trova questa universalità in questi nuclei essenziali che mi sembrano azzeccati. Ora ci arriviamo alla conclusione. Io spero, forse sono anche convinto, che siamo riusciti a dare un'immagine interessante e attrattiva di questo personaggio, di Giovanni Corona, ed è in fondo quello che ci proponevamo di fare. Naturalmente è uno spunto, è uno stimolo. Volendo, lì ci sono tanti libri, basta prenderne uno, che poi mi pare a prezzi anche scontati, per farsi poi un'idea leggendo in questo libro di Giovanni Corona. Ho sentito la voce del vento nelle strade del mio paese. Ogni cane si è ritirato dalle strade del mio paese. È rimasta la voce del vento come un cane senza padrone nelle strade del mio paese. Scroscia l'acqua come torrente. La pioggia e il vento vivono solo nelle strade del mio paese. Grazie, bene, abbiamo finito, grazie per la vostra pazienza, grazie Simona, grazie Sergio, grazie Michele.